Ciao amici, benvenuti. Questo è il 112esimo episodio della nostra partita con l'Italia. Stavamo combattendo contro insomma, questa piccola coalizione, potremmo dire, di Inghilterra, Olanda e Austria, che non ci spaventa affatto. Quasi ci spaventano di più i ribelli, ma tanto secondo il nostro anomalo piano, noi dovremmo praticamente per ridurre l'espansione aggressiva, cedere i cuori inglesi all'Inghilterra, naturalmente molto momentaneamente, questo sarebbe un piano momentaneo, ma dovuto al nostro intento di vassalizzare l'Olanda e migliorare un po' le relazioni con tutta sta regione che ci odia profondamente a causa delle nostre conquiste. Allora, quindi in questa guerra noi libereremo Friesland, Barrois e poi cederemo le nostre province all'Inghilterra, quindi dovrebbe essere molto facile, abbiamo qualche esercito nemico in zona e credo che tutto sommato abbiamo un diplomatico, no. Eh, Purtroppo sono un po' tutti lontani sti diplomatici, addirittura siamo ancora dei Timuridi con un diplomatico. Vabbè, allora andiamo avanti. Volevo vedere se era possibile, nonostante i ribelli, cedere le province, ma credo di sì. Quindi, però io ci tengo a far fuori comunque le flotte e gli eserciti inglesi. Poi gli cederò anche le province, però intanto voglio affondarli per bene, tanto per rendere chiaro che la sconfitta non è dovuta a una inferiorità. Augusta è diventata una repubblica mercantile e qui invece l'Austria ha cattive intenzioni, evidentemente, o forse è semplicemente impazzita, perché se ci attacca è veramente in pericolo. Chi abbiamo qua? Severino Giove, un grandissimo generale, quindi non ci sentiamo affatto in pericolo. Dovremmo forse far fuori questi ribelli, non lo so. Non ci importa più di tanto. Davvero ci attaccano, sono pazzi. Pazzi scatenati. Credono di poter vincere. Vabbè, sarà peggio per loro. Lasciamo magari qualcosina. Andiamo. 23 partiamo. Ok. Guardate come sono partiti col loro suicidio premeditato, tra l'altro, proprio hanno cercato la loro morte. Contadini possiamo anche farli fuori senza problemi. Abbiamo una legione qua, magari mandiamola più a nord. Forse, a dire il vero, wow, come hanno fatto i Ming ad andare in bancarotta? Questa è una bella domanda. Oh mamma. Sono riusciti a perdere clamorosamente i Ming. Sì, ma noi non abbiamo niente a fare con i Ming. Anzi, avremmo volentieri magari voluto che i Ming riconquistassero buona parte. No, cos'è che vorremmo noi? Ah no, beh, se i Ming vengono conquistati è vero, potremmo poi vassalizzarli e fare un sacco di conquiste, quindi in realtà ci va bene così. Questi chissà dove vanno, e qui potevamo anche... Ma probabilmente vanno di qua. Beh, iniziamo a fermarci qui allora. Siamo in appunto in perdita economica a causa... Ah, wow, che eserciti. A causa delle troppe armate, però tutto sommato non volevo nemmeno sbandarle. Tanto abbiamo già liberato Friesland. Si sta rivelando molto semplice questa guerra.
Dai, magari richiamiamo allora... Chi potrei richiamare? Vai, richiamiamo quello alla Bretagna che forse è il più vicino. Ok. Come previsto questi se ne stanno andando molto lontano. Manteniamo pure Maurizio Cibo in nuova Tuscia. Questo mandiamolo qua magari. Come va il nostro esaurimento di guerra? Tutto sommato sta sotto controllo, nonostante, ma qui sarà un po' più difficile magari tenerlo sotto controllo. Il Kazan è la terza volta che collassa. Graz, manca Graz, ma tutto il resto del mondo è praticamente sotto assedio. Come vedete questa guerra già farebbero pace, ma volevo vedere appunto se posso cedergli i loro core, che sono proprio questi. Posso cederglieli anche se sono occupati ai ribelli, ma non so, non sono ancora occupati ai ribelli in realtà, quindi questa è la cosa che pone il tutto in dubbio. Vediamo se l'Olanda farebbe già pace magari, così possiamo dedicarci. Beh, i soldi ce li prendiamo. Allora, vogliamo che tu liberi Friesland. A noi basta Friesland. Costa pure potere diplomatico. Gelre sarebbe la stessa provincia. E le Fiandre invece non ci importano. Sì, questa è la pace che a noi interessava. Non l'accettano ancora, purtroppo. E non so perché, non ho mai capito esattamente il funzionamento di questo meccanismo. E vabbè. Per cui serve potere diplomatico in alcuni casi, in altri no. Non credo neanche che l'Austria voglia cederci Barrois in questo momento. Liberiamo... cioè, può liberare le Fiandre. Le Fiandre. Che sono nell'impero? No. Quindi non ci importano. Non ho capito perché invece non può liberare Barrois. Questa è davvero una bella domanda. Barrois. Potremmo ridare Zurigo alla Svizzera. Naturalmente prenderci il denaro. E nella prossima guerra ridaremo i core olandesi. Però sì, per qualche ragione non si può liberare. Cosa che avevo invece pensato di liberare Barrois. È davvero strana sta cosa però, Dovrei informarmi. Qui forse perché è ormai un core che sta per esaurirsi. E invece qui perché non si esaurisce? Ah, perché Barrois... No. E qui c'è cultura austriaca. Deve essere dovuto a questo, ecco. Interessante. Vabbè, comunque non possiamo ancora fare la pace, quindi rimandiamo pure in Bretagna. Ci amano tutti questi, quindi... Io spero più che... Vabbè, facciamo magari Auvergne. Sono un po' indeciso perché non voglio che mi offrano matrimoni reali. In realtà. Perché siamo già oltre il limite.
Antananarivo perde ferocia, va bene. Ci importa davvero poco. Ok, forniture navali. Yakutat, che questa... Immagino questo, Yakutat. Qui... Eccola. Ah, qui c'è una battaglia. Comunque vada a finire, non finirà bene per gli austriaci. Qui ci sono state le rivolte. Adesso mi sa che dovremmo riportare indietro. Accidentaccio. Va bene. Come va qua? Pure i mereti, maledizione. Intanto abbiamo convertito Duldakir ed Erzum e abbiamo avuto un'altra vittoria in Olanda. Ah wow, anche il Brabante è caduto ormai. Direi che questa volta accetteranno le nostre offerte. Potremmo anche indugiare, come dire, e... Carlo Emanuele, qua chi abbiamo? Cosimo Gonzaga. E a sto punto assediare anche... Ah, erano appena scappati. Non abbiamo leader qua. Cosa dici tu, Legione? Ascanio Visconti, vuoi? Vediamo un po' se ce ne sarà necessità. Forse no, dai, fermiamoci qua. Perché vedo che ormai sono sconfitti. Ecco, qui hanno dovuto cedere Pechino e Kaifeng. Però neanche troppo, tutto sommato. Ma hanno un'altra guerra in corso. Ok, come previsto, adesso si ritirano. Ah, sono stati sconfitti però qua. Ecco, abbiamo pronta intanto una nuova flotta mercantile qua. Vediamo un po' che nuovi nomi hanno le navi. Capitana dei Gonzaga, interessante. Allora, questo lo mandiamo qua e questo lo useremo per negoziare la pace. Ecco, Barrois è caduta, fantastico. Questi se ne stanno a Berna. Forse potremmo approfittarne. È montagnosa, sì. Allora non è proprio un approfittarne, però li attaccheremo magari in montagna. Ecco qui i rivoltosi che hanno avuto successo. Zurigo. Ma sì, andiamo ad assaltare Zurigo, va. No, mancano 2 giorni qua. Vediamo un po'. Possiamo ancora cedergli queste province? No. Eccoli. Quindi dobbiamo... non c'è una breccia purtroppo. Qui siamo un po' troppi, a dire il vero, eh. Vabbè. Cavoli, questi si rivoltano in gran numero. Qui purtroppo in montagna, come sappiamo, di nuovo usurpazione. I numeri non contano, ma
ma comunque anche la nostra migliore disciplina ha avuto la meglio, diciamo. Quindi l'esercito austriaco non esiste più, anche Graz sarà assediata a breve. L'Olanda vediamo cosa vuole fare. E ti sbagli naturalmente, questa offerta non ci va bene. Ecco, qui è arrivata la flotta, intanto. Magari inviamo qualche navicella nell'altra flotta, va bene. Vediamo qua, sono arrivate tutte. Non erano 20? Ne manca ancora una? Pare di no. Potremmo unirle. Magari prendiamocene uno. Forse avevo già considerato che ce n'erano. Beh, Liguria forse è giusto che commerci nel mercantile genovese. Magari prendiamoci Rizzo d'Oro. E poi queste ce le porteremo, queste 20 navi, in Oriente. Allora, vediamo se si sono riparate. Ah, avevo mandato anche, sì, un trasporto, costruito forse un trasporto. Sono tutte a posto, bene. Vogliamo distruggere prima di andarcene anche la flotta di questi pazzi. Ahie. Abbiamo leader liberi al momento. Questi li mandiamo a congiungersi con la flotta in Malacca. Malacca. Era qua, ok. Ok, Linz è caduta. Anche l'Ulster però. Severino Giove, ci servi altrove? Qui purtroppo non abbiamo grandi assedianti. Il nostro Cosimo non ha qualità d'assedio, però dovremmo a breve comunque riuscire a porre fine. Ok, abbiamo preso l'Olanda, perfetto. Ecco la battaglia navale. A questo punto, che non avrà certamente storia. Ecco la flotta olandese che va a picco. Eccola qua. Perfetto. Possiamo pure imbarcare Severino Giove. Magari a fine mese. Le navi inglesi stanno scappando, no? Non a lungo. Quindi dovremmo liberare l'Irlanda per gli inglesi, a quanto pare. Beh, iniziamo a far pace con l'Olanda. Ok, sbarchiamo direttamente a Londra qua. Ok, abbiamo integrato la Cirenaica, ormai a breve la sovraestensione finirà. Intanto se ne approfitta sempre questa. La detesto, la Bavaria. Vuoi fare un'alleanza tu? Maledetto. Aspetta. Vabbè. Cavoli vostri. Allora. Olanda. Dovremmo chiederti di più visto che sei stata un po' riottosa, però ti chiederemo solo di cedere il potere commerciale a sto punto.
I trattati con l'Inghilterra alla fine ci piacciono. E facciamo allora la pace. Ma sì. Ok, abbiamo guadagnato un po' di autorità imperiale. Bene. Vediamo se possiamo far pace con l'Austria. Assediano Linz questi. Ok. Qui siamo un po' in difficoltà, a dire il vero. Forse dovremmo assegnare altrove il nostro Cosimo. Abbiamo anche altri generali in realtà. Magari tu vai qua. Tu stai a sorvegliare le isole. Intanto abbiamo completato una colonia. Perfetto. Lombardo cattolico, ok. La potremmo colonizzare e continuare qua magari. Intanto dovremmo anche esplorare quelle zone che paiono ormai con certezza colonizzate dai francesi. Vediamo che progresso hanno sti francesi. Dobbiamo... Io spero, perché questi non hanno grandi capacità, sono dei diplomatici tra l'altro, sciocchi. Dovete fabbricare pretese. Non vogliono fare pretese? Ma pensate. Volevo cedere naturalmente alla Normandia dei territori. Vediamo se Auvergne è più intelligente, ma non sembra. No, no, non ha fatto pretese. Molto male. Allora, abbiamo un diplomatico? No. Quante colonie abbiamo? Al momento solo 4. 2 sono però in costruzione e una sta per essere conclusa. Dove sono allora questi nostri? Un colono è qua. Uno sta andando e un altro sta andando. Va bene. Allora, è iniziato l'assedio di Londra, che ci importerebbe solo per far fuori le navi. Solo. Allora, dobbiamo però anche far fuori i rivoltosi. Allora, vediamo un po'. Vediamo questa battaglia. Non sarà forse facilissima rispetto al nostro solito. Ma qui ci serve, tra l'altro. La togliamo. C'è un generale qua. Qua serve. Forse sì. Però lo togliamo. Filippo Giustiniani, ci servirai per sedare le ribellioni. Vai. Ah. Beh, ci seguono anche i nostri alleati, a dire il vero. Potremmo mandare all'Olanda. Ci odia l'Olanda. Vabbè, mandiamo un miglioramento di relazioni. Accidenti, tutte ste rivolte non ci piacciono. Ok, abbiamo vinto alla fine. È andata bene. Ok. Emanuele della Rover, vai tu a far fuori questi ribelli, per favore. Tanto Londra soffre la carestia. Ecco quello che temevo. No.
Accidentaccio, ma sono proprio duri, sti francesi. Farà fatica un po' gli Inca, credo, a tener bada. No, è proprio impossibile. E conquisteranno... Mio Dio, sono riusciti a fabbricare un sacco di pretese. Ah. No, non glielo consentiremo a questi qua, Non possiamo, però... Possiamo fare un cavolo, maledizione. Non possiamo imporgli la pace. Perfetto. Dobbiamo dichiarare guerra alla Francia per liberare... No, non vogliamo assolutamente che faccia dei core perché... Vabbè che sarebbero core d'oltremare, però... Ah! No! L'Ungheria ha un erede. Già. Queste sono cose che capitano. L'Etiopia però è ancora in successione disputata. Quando è che finisce? Con noi tutti 74. Cosa ci daresti tu? Non ci interessano le tue offerte. Allora, vediamo se possiamo far pace con l'Austria. Liberare Barrois non se ne parla, immagino. Ah, no, non accetterebbero neanche questa semplice offerta. Zurigo. No, ci vuole anche Barrois, tra l'altro, quindi. Questa sarà la nostra richiesta finale. Magari anche di annullare le... Ormai siamo decisi a puntare al 100% della vittoria. Qua Svezia, Inghilterra, Commonwealth. Hanno troppi alleati. La Svezia non ci piace, ad esempio. Allora, siamo arrivati qua. Sì. Magari approfittiamone per aumentare lo shock della fanteria. Ma sì, dai. Qui i nostri esploratori hanno combinato qualcosa o sono... No, non hanno combinato un bel niente. Mi chiedo anche se siano arrivati... Gli facciamo fare qualche giro. Ok, bravo. Qui la guerra con i russi non sembra avere grandi risvolti. Invece volevo vedere... Cos'è che volevo vedere? Non mi ricordo neanche più. Vabbè, lasciamo perdere. C'era qualcosa che volevo controllare. Ma bella. Ah, ecco il nostro mercantile sta arrivando, ok. La Franca Contea è caduta nelle nostre mani. Questa è l'altra parte di questa legione. E la portiamo qua. Legione britannica, vedo. Accetterebbero l'alleanza. Sivas. Ah, siamo ancora qui. Ottaviano, l'esploratore è morto. Vabbè, adesso non ci serve. Come la nostra tradizione navale. Alta. Ok, qui sembra che abbiamo prevalso.
Ah, ci attaccate voi, bene. Sì, qui dovremmo sbrigarci, in realtà fare... Dobbiamo fare troppe cose, la realtà è questa. Vediamo se riusciamo a prendere Zurigo. Sì, è andata bene. Perfetto. Anche Rodi, maledizione, ma... Rodi è un po' più difficile. Vabbè. Forse è meglio convertire le isole prima, allora. Ok, abbiamo sconfitto i ribelli. A sto punto ci dirigiamo pure. Anzi, dov'è il nostro altro? Abbiamo un grande... Eccolo qua. Vogliamo... Ecco. Assediare con la massima efficacia queste isole. Ok. E intanto qui sono riusciti miracolosamente a prenderci per un secondo un cardinale. Volevo... No, questi purtroppo non migliorano mai la loro opinione di noi. Vabbè, dovremmo proprio farli fuori un giorno. Magari quando li distruggeremo cambieranno idea. Conoscendoli. Inizieranno a volerci bene. Ok, anche gli Imereti è andato tutto bene. Vediamo se riusciamo ad arrivare a Rodi. Non mi ricordo se è raggiungibile, a dire il vero. No, pare di no, via mare. Che siamo arrivati a Miwok. Vediamo se cade Londra. Non ancora. Potremmo anche mettere velocità 3. Volevo vedere però... la Boemia non mi piace molto. Guardate che razza di... Ma ci sono state nuove guerre? È gigantesca la Boemia. Potsdam. È riuscita a annettere la Sassonia. No, non è vero. Però queste due province vanno cedute sicuramente alla Sassonia. E poi, come vedete, il nostro vassallo Brandeburgo dovrebbe... C'è qualcosa che non mi quadra, però... Queste due sicuro alla Sassonia. Però in teoria andavano al Brandeburgo, che però non ha più pretese a quanto pare sulla... Sono anche protestanti, tanto per migliorare la situazione. Qui la Silesia va liberata. Cioè, dovremmo trovare il modo di entrare in guerra con loro. Salisburgo, sono alleati Salisburgo? Il problema è che entrerebbe in guerra la Russia, chiaramente. Questo dovremmo farlo un po' più avanti, magari. Ecco. Pure al Lussemburgo c'è una rivolta. E forse ci penserà qualcun altro. Questi rivoltosi. Anche la Stiria è caduta, bene. Vienna? No, non ancora Vienna.
Non credo. Ah, grazie, grazie, fantastico. Allora, dovrei vedere se magari l'Austria accetta già una pace, ma come prevedibile no. Ecco, per fortuna ci aiutano i nostri alleati Treviri. Intanto è caduta Londra, perfetto. Così ci accingiamo a una bella battaglia navale. Vabbè, dovremmo stravincerla tutto sommato. Però non abbiamo leader. Soprattutto, abbiamo una via di mezzo tra galeoni e galeoni a guerra. Wow, non partiamo proprio bene, vero, eh? Forse ci conviene prendere qualche rinforzo. Ahie. Ah, fantastico! Commercio in te, guardate che abbiamo guadagnato 30 ducati, no, anche 40, non lo so, di colpo, grazie al commercio in te. Tanto è finita la colonia. E abbiamo... no, cosa abbiamo? Serbia. Allora, vediamo se riusciamo ad attaccarli prima. Vanno a Londra il 6 e noi arriviamo solo il 7. Ah, ok, per fortuna ci ha raggiunto la flotta dell'Ansa, proprio per dare a loro proprio neanche una speranza. Mi sa che ci conviene allora. Ah, no, sono rapidi, allora facciamo così. Accidentacci. Epiro e Achea, Mainz, a Würzburg. 7, 9. Non ci si... ho fatto... Perché Magonza ha dichiarato guerra? Ma... li odio. Un po' di stabilità nel mio impero non può mai esserci, insomma. Vediamo. Ah, si sono proprio suicidati. Perfetto, come loro solito. Ah, vengono anche gli aiuti? Ok, non abbiamo perso comunque navi. È andata bene. Questo li possiamo rimandare qui. Ok, abbiamo stravinto. Vogliono un rimpiazzo. Come va qua? Stanno vincendo gli Inca? No. Ah, ok. Davvero preoccupante. Se stessero vincendo gli Inca. Come va qua? L'Olanda? Pesce, vabbè. Su quello siamo specializzati ormai. Diplomatico. Non so più cosa farmene di questi diplomatici. Boh. Mandiamone uno qua. Non saprei. Oppure in Boemia, dai. L'Etiopia è ancora utile. Ah. Wow, cosa succede qua? Ok, abbiamo liberato Myth, si leggerà.
Torniamo pure a Londra qua. Ok, abbiamo subito vinto Linz. Oh, finalmente siamo usciti dalla situazione folle. A dire il vero, ci siamo dimenticati però di integrare. Ah, non possiamo, ok. Adesso dobbiamo fare... Auvergne ci dà l'alleanza e l'accettiamo, vai. Però non vogliono fare pretese, questo non mi piace. Intanto invece l'Olanda, guardate che già che belle pretese che ha fatto. Dovremmo creare delle pretese in effetti sulla Francia a sto punto. Su che province francesi però? Tipo questa è di Liegi. No, ha una pretesa di Liegi. Potremmo farle qui, anche perché non abbiamo altri... No, potremmo farle su Champagne e Borgogna in realtà. Perché prenderemo Barrois per un istante e potremmo approfittarne. Adesso volevo vedere se l'Austria ci cederebbe quello che deve cederci. Non ancora, non ancora. Vuole proprio aspettare la fine completa di tutta la sua nazione. Beh, io allora inizio a fare... No. Cosa iniziamo a fare? Cerchiamo di migliorare con i nostri vicini dell'impero, dai. Oh, liberata anche l'Ulster, fantastico. Pure le spezie e il caffè. Perfetto, stiamo commerciando in tutto. Tutto, vabbè. Siamo teoricamente pronti a fare la pace. Ah, 25 ducati faranno certo la differenza con le nostre entrate, insomma, incredibili. Ok, abbiamo convertito Adana e Sinope, possiamo proseguire con Trebisonda e Hamid. Finalmente è caduta Vienna. Ce n'è voluta un po', però poi ce l'abbiamo fatta. Dove la mandiamo questa? Tirolo, vai. Qui abbiamo delle armate nemiche in Serbia. Questi non vanno a distruggerle, no. E qui a Rodi cosa si fa? Greci, accidenti, vabbè, accetteremo un po' le loro richieste magari. Ah, hanno subito formato un grande esercito di nuovo. Sarebbe divertente proprio mandarli in bancarotta, in effetti, eh? Ma sì, mandiamo in bancarotta. Sundgau è caduta, bene. Perfetto, una riduzione per 10 anni del costo della tecnologia diplomatica ci va proprio benissimo. Con la scoperta del nuovo mondo siamo entrati in ciò che sembra il più grande periodo di prosperità, il nostro più grande periodo di prosperità. Nonostante la nostra immensa ricchezza che viene a noi, insomma, la ricchezza che viene portata a noi, consentendo a Cosimo II di finanziare una delle armate più grandi nel mondo, non siamo stati, insomma, non abbiamo avuto successo nel creare una forte, ehm, sì, una flotta forte
e il suo tentativo di conquistare gli stati vicini è fallito miserabilmente. Ma cosa stai dicendo? Abbiamo la flotta più grande al mondo, ma di gran lunga. Questi eventi a volte lasciano il tempo che trovano. Vabbè. Comunque investiamo nelle forze navali. Adesso... Ah, Sì, gli Inca hanno vinto e hanno costretto i francesi a pagare. Non ci credo. Va bene, allora magari richiamiamo un diplomatico a questo punto. Vediamo se riusciamo a fare finalmente questa pace, a chiudere il nostro episodio. Questi scappano. Dove andranno? Chi mi chiede aiuto? L'Esse. La Lotaringia intanto è caduta. Va bene. Magari andiamo in Lombardia. E Hesse, tu con chi sei in guerra? Contro l'Austria? Ma sei l'offensore tu, sì. Vabbè, dai, guarda, ti lasciamo l'accesso. Allora, vediamo un po' se l'Austria, a sto punto, è davvero conquistata completamente. Accetterà senz'altro. Non è conquistata completamente. Ah, manca forse qualche provincia qua. La Zelanda. Vabbè. No, qui mi sto sbagliando. Dobbiamo chiedere pace all'Austria. Allora, ti chiediamo Barrois, che purtroppo non ti va bene che prendiamo Barrois, ma la prendiamo per uno scopo benefico, cioè liberarla, però non possiamo liberarla direttamente a quanto pare. E vabbè. Al momento facciamo questa pace e in più pensavo di cancellare i tuoi trattati con la Svezia. Ah, non accetti. Siamo pazzi, perché non accetti? Ma dai. Vabbè. Tra un giorno accetti? Aspetta un attimo. E anche il Commonwealth. Perché il Commonwealth? Ah no. Vabbè. Alleato della Svezia a sua volta. Vabbè. Vediamo un po' se accetti tra qualche giorno, Se no ci... Ecco. Non ci credo al 70... Ma... Vabbè, possiamo anche rinunciare a troncare le loro alleanze, che tanto fanno ridere. Vabbè. Le troncheremo, le tronchiamo, vai. Timuridi. Rifabbrichiamo ste maledette pretese. Dov'è che è? Covert Actions. Eccoli qua. Benin, sì. Era Benin, se ricordo bene. Sì, è l'unica provincia ricca della costa. Il Congo abbiamo le pretese? Non ancora, no. Dobbiamo appunto conquistare mezzo mondo, ma ci vuole un po' di tempo, naturalmente. No, sto sbagliando. Voglio conservare la lacedemonia. Ho capito perché gli esploratori non esploravano. Accidentaccia loro. Manca il capo. Uie! Ok, è morto l'imperatore Cosimo II, Francesco II è salito e c'è un erede fantastico. Francesco di nuovo, vabbè. Padri che si chiamano come i figli, vabbè.
Alessandro Pisani, vammi un po' tu a esplorare sta zona, perché sennò... No, sto sbagliando qualcosa. Vai, fai un bel giro, anche doppio se necessario, e poi sbarcami qua. Bravo. Beh, abbiamo un super erede, è quello che ci voleva, dai. Vediamo un po' se questa... Ah, ha funzionato subito, vedi. Qui non ha funzionato, forse funzionerà, ma... No, l'Etiopia è un erede. Maledetti etiopi. Ah, non abbiamo più... Ah no, non ha un erede. È che abbiamo perso il matrimonio reale. Timuridi, oh mio Dio. Esistono ancora... Samarcanda è ancora in mani timuride. Come anche il Punjab. Sì. Ok. Eccoli qua. Cavoli, sono rapidissimi i francesi. Kharkov. Ungheria. Stanno succedendo di tutti i colori. Allora, sono stati rapidissimi a creare questa colonia. Non so se riusciremo a fermarli. Allora io direi Boemia. A fine mese dobbiamo fare dei cambiamenti. Ok, qui abbiamo scoperto tutto. Ok. Salisburgo, dai. Abbiamo bisogni diplomatici. Manila. Allora, adesso l'Austria penso che perderà anche l'ultima provincia. Se non la perde siamo proprio sfortunati, ma gravi. Eccoli. Lower Don. Eccoli. Vabbè, una bella rivolta di nazionalisti in Lazio. Com'è possibile? Con armate traditrici che innalzano le loro bandiere in ribellione attraverso il nostro impero, questi ribelli nazionalisti nel Lazio pensano che possono sentire sangue nell'acqua. Insomma, pensano di poterci colpire mentre siamo già feriti e si sono congiunti agli altri malcontenti in rivolta. Maledetti. Adesso vi sistemiamo noi però. Ok, qui possiamo far pace con l'Austria a sto punto e chiudiamo qui l'episodio. Eccoci. Va bene. Può andare bene così. Purtroppo ci costa un po' di potere diplomatico, ma non ci si può fare nulla. Il prestigio, anzi. Prima, dov'è che siete voi? Non possiamo accettare, ma voi sì, vero? Ok. Perdiamo 10 di prestigio per poi riguadagnarli contro l'Austria. Va bene. Barro a Zurigo, la Svezia, i soldi. Ma sì, a sto punto facciamo anche la pace con l'Inghilterra, dai. Tanto per concludere il tutto. Dov'è la nostra flotta? Qua. Va bene. Ah no, non abbiamo più, è vero, quelle province. Quindi magari... Allora, dobbiamo proprio... Quant'è che avrebbero? Mio Dio. Vabbè, rinunciamo. Sarebbe facile, naturalmente, chiedere a loro l'offerta. Invece noi faremo semplicemente una cosa apparentemente assurda. Guadagnerà un sacco di espansione aggressiva l'Inghilterra.
Gli cediamo l'Irlanda e il Galles. Proprio da pazzi. Ok, non cediamo naturalmente nient'altro. Forse potremmo anche diventare protestanti, forse. Allora, ok, così va bene. Non credo non credo che ciò avrà altri effetti negativi, quindi mandiamo semplicemente l'offerta e vediamo cosa succede. Va bene, addio Irlanda, ci rivedremo presto. Ecco qua. Carlo Cibo. Vabbè, questo però dovrebbe aver risolto un sacco di problemi per noi, perché vediamo se espansione aggressiva si è ridotta abbastanza. Speravo un po' di più magari. Vediamo l'Austria. E ci odiano ancora parecchio, a dire il vero. Speriamo che comunque questo sia stato sufficiente. Allora abbiamo garanzie. Con l'alleanza potremo fare più 50. Stranamente non vogliono l'accesso militare e... Beh, io penso, stavo cercando di calcolare, possiamo guadagnare un po'. Non hanno più l'Austria come rivale, ahimè. E beh, vedremo comunque nel prossimo episodio se riusciremo a combinare qualcosa, dai. Alla prossima!